2 giri, dopo il primo giro sono la campana. Attenzione. Partite. Allora, siamo con la semifinale velocità con esordienti. La prima prova si è giocata a Vero, vediamo prima questa questa. Seconda prova, sono già pronte, vedo Martì Montaniere. Si preparino, Ragionato del Monte e a seguire immediatamente dopo Stella Turri per la prima prova semifinale allievi velocità. Poi ci saranno delle buone belle delle ragazze. Se serve. Vediamo un attimino. Conduce Capitano 1. Ragazze salgono la curva, l'unica curva. La volata. Quindi si aggiudica entrambe le prove a Vero che andrà in finale. Allora, un applauso alle due ragazze e ci apprestiamo alla seconda prova. Alla seconda prova della seconda lotteria. Martina Montaniere, prima prova vinta da Martina Montaniere che ci siamo di capire condurrà. Ragazzi, sapete che chi conduce pure prima che venire a posto quello della tenuta. Allora, allievi prepararsi subito, Ragionato del Monte, Stella Turri per favore. Ragionato del Monte, la misurazione della Poli, Stella Turri. Accelerare i tempi per favore, accelerare i tempi. Invece, vediamo un attimino, la prima prova non serve la bella, adesso vediamo se per questo, altrimenti dopo ci sarà la corsa a punti, esordienti, terza prova dell'Omnium corsa a punti su 30 di pista. Allora, conduce sempre Martina Montaniere, Ragionato del Monte. Allora, sempre Martina Montaniere di testa, vediamo come va questa. In batteria si sentirà la bella se in caso di torre Montaniere saranno già definite le finali, primo e terzo posto. Lanciata la volata, vediamo un attimino come se ci sarà in pista. Foto finish, questo potrebbe dire foto finish, e adesso lasciamo ovviamente alla giuria l'incombenza la decisione. Vediamo già pronti Ragionato e De Monte, si preparano immediatamente dopo e la Turri, e poi vi dico già che esordienti a prepararsi perché tra poco comunque ci sarà la loro posta punti, quindi esordienti, prepararsi. Allora, mi dicono 69-87. In questo caso non c'è bisogno della bella, la Daniela Martina si pone anche per la seconda prova, quindi la finale Montaniere
contro Pedro in primo posto, partito con uno del terzo posto. Bene, un applauso anche a loro, invece adesso siamo pronti allievi, ultima batteria, praticamente semifinale con Maggiornato del Monte, si prepara i senatori. E allora, non necessitando le belle, possiamo andare. Allora, adesso ci sono due batterie di semifinale, esordienti, corsa a punti, terza prova dell'Endurance, vogliono prepararsi gli esordienti a tornare in pista. Prepararsi. Poi ci sarà l'eliminazione e le donne. Abbiamo a bordo il penso, quindi bisogna dare la mano a accelerare il più possibile, quindi rischiamo di rimanere qui fino a ore. Allora, testa alle monte, suona la campana, ovviamente i ragazzi qui in questo caso sono più grandi, quindi comincia già un po' di tattica. Tentativo di Sulplatz. Partito Maggiornato. Se questo (62-43) si aggiunge la prova Maggiornato sul ponte, salire subito in pista. Siamo con gli spiegatori. Esordienti con saputi, portarsi in pista per favore, esordienti portarsi in pista, grazie. Accelerare i tempi. Allora, partiti con il numero 2, Turi, su Stella. Allora, abbiamo bloccato sia nella programma e quindi abbiamo questa seconda prova di esordienti alla corsa a punti, terza prova Omnium Endurance, poi seguire l'eliminazione non lieve e poi sarà la prima prova di finale per le 50 finali di velocità. Allora, ecco gli esordienti stanno finendo, conduce sempre Turri e ci sarà la finale poi, l'ultima gara di stasera, l'americana, il recupero della quarta prova del Master per il 30 giugno che non si corse per la causa del maltempo. Sempre Turri in testa. Prima batteria, semifinale velocità, allievi.
Vai Davide! Lanciata lo sprint, lanciata la volata. Vai Davide! Vai Davide! Vittoria con la più facilità della Sutturri, quindi 55-2. Bene, allora esordienti salire in pista, grazie, esordienti salire in pista veloci, portarsi con la busca, portarsi con la busca. Trenta giri, ogni 5 circolata, 105 1. Sarà la campana il giro prima della volata. Sono 26. Allora, ragazzi, via. Primo giro fuoco, raggrupparsi. Prossimo giro, si siete tutti assieme, si va via ufficiale. Allora, la gara dura un momento chiaramente, ma dico già l'ora gli allievi e le carriere a prepararsi perché dopo sarà la loro volta per la terza prova con l'eliminazione 30 giri, 6 guarde. Allora, vediamo. Partenza ufficiale, 30 giri. Numero 29. Allora possiamo anticipare tanto la classifica provvisoria dell'8 dopo le prime 2 prove, ovviamente dopo il viso diventario. In testa il dorsale Trento con 64 punti, al secondo posto numero 72 con 52 punti, al terzo posto numero 51 con 48 punti. Abbiamo dato i primi 3, questo è un po' di classifica. Allora abbiamo anche perché sono 6. Allora l'88 è in testa con 62 punti, il 30 di dorsale 58 punti. Allora, il 29 di dorsale 60 punti, il 30 di dorsale 58, 85 di dorsale 52, in quinta posizione 33 48, sesta 34 con 42 punti. Sono le classifiche provvisorie degli Omnium dopo le prime 2 prove. Adesso c'è la terza, perché i giorni e poi sarà la terza per le carriere di eliminazione. In quel caso lì verrà molto di meno perché sono solo in 6. Siamo a 27 giri da terra, nel prossimo giro sarà il suono della prima campana.
Campana, prossimo giro, prima volata. Prossimo giro, prima volata. Prima volata, in prima posizione numero 38, secondo numero 51, in terza 52 e in quarta 44. Questi 24 atleti che vanno a punti. Vai Ricci, vai! Tentativo di caccia da parte dell'atleta, ci sembra della Sacilese. Quindi il gruppo molto allungato in questa fase. Sta per suonare di nuovo la campana. Beatrice stasera ci aiuta in questo preziosissimo compito, segnalare i giri suonare le campane. Prossimo giro volata, prossimo giro volata. Ecco, c'è una lunga da parte della rete della Marina. Nessuno, 52, 51, 37, questo si chiamano vedi che in questa volata abbiamo due volate su 6. Ricordo che l'ultima volata sarà questo doppio, quindi i 5 diventano 10, 6, 4, 2. Chi si è perso, chi si è perso. Dai Luca!
Ci avviciniamo a questa gara. Sono i 4 dorsali sono i punti, ne consegue che Dai! 10 punti, stiamo facendo veramente dei conti molto veloci. 10 punti per il dorsale 51, 8 per il dorsale 38. 5 per il dorsale 41 e per il dorsale 50 sono sempre le tecniche che vengono basati sul corso di fatto è la prima di Sergio. Vediamo se la rientra dal carico esito. Quello si riporta evidentemente non hanno trovato un accordo giusto per poter continuare l'azione, per cui c'è il nuovo sistema di gruppo contatto. Ma il contropiede siamo a il giro, questo adesso sarà il giro della campana ed ecco l'allungo di 2 atleti. Campana, prossimo giro della campana, rientra. Vai in gruppo! Vai in quanto manca?
Un attimo solo per la... Allora, 12, 72, 44, 6, questi sono che punti nella quarta volata, siamo 8 giri dalla fine, invito le donne allieve a prepararsi, le donne allieve a prepararsi, siamo a 8 giri dal termine, l'ultima volata, un pezzo doppio. Questa non la finita. Allora, vai sotto, guarda che si crea il cavolo. ora vi avverto che c'è un cambio di programma perché dopo questa gara non c'è il finale individuale allievi finale seguimento individuale allievi si preparino Zanella, Stella, Jessica, Valuta sono i 4 finalisti dell'inseguimento individuale, ripeto, Zanella, Stella, Jessica, Valuta. Guarda volata. Volata, vediamo attraverso atleti della Nazarene in terza disciplina. Vediamo gli sviluppi. Quando 28, 51, 26, questi sono i 4 dorsali che vanno a punti, manca solo l'ultima volata, ultima punteggio doppio, ovviamente dopo daremo. Allora, prima batteria, Bessega caduta, quindi Bessega lato opposto, Saluta lato tribuna. A seguire Stella lato opposto, Stella lato tribuna. Questa è la finale, che sarà poco, siamo a 3 giri della corsa a tutti gli esordienti, senza prova o endurance. 3 giri al termine, una volata, un bel lavoro, sappiamo ragazzi, che volata, 10 punti al primo. 10 punti al primo. Allora, prima dell'ultima volata abbiamo 51 dorsali a 12 punti, il 38 con 11 e 52 con 10, quindi situazione di grande equilibrio alla prima dell'ultima volata, quindi vediamo un attimino come andrà a risolversi l'ultima volata e
Verosimilmente deciderà anche la classifica finale. Campana, unico giro, unico volata. In testa Marco Lasoli, porta a Colombia nel terzo che contrattega nella Sacinese si è portato in caccia, vediamo come si risolverà l'ultima volata. Conclusa la corsa a punti, conclusa la finita perché magari c'è qualche ritardatario, poi ovviamente si tirerà la classifica definitiva. No, 72, 51, 38, questi sono questi risultati dell'ultima volata. Ovviamente poi la classifica finale che dobbiamo scoprire. Come vedete questi ragazzi hanno un applauso per l'impegno che sono messo in questa bellissima cosa, tutti molto equilibrata. Fino all'ultima volata i due punti erano 3 atleti, naturalmente equilibrata, bravi. Allora, abbiamo in pista ed Essega, rispettivamente terzo e quarto posto di qualifica. Sapete che adesso ci sarà questa finale a seguire di Cavalieri, vince il tempo del tempo, quindi a questo punto non conta più il tempo realizzato di qualificazione, conta il tempo che i ragazzi dovranno realizzare adesso, quindi potrebbe vincere anche chi ha ottenuto il quarto tempo di qualifica. Allora abbiamo Fanucca lato Ligure, Essega lato posto, e poi ci sarà Stella lato Ligure, Franella lato posto. Quindi soprattutto bene, dopo questo ci sarà invece la prova d'Omio delle donne lieve con l'eliminazione. Alle 4 alla fine, vediamo lo starter veramente. Ovviamente la classifica della posta noi la daremo appena la giuria metterà in condizione di vedere i dati, e mentre vedo che tra gli atleti sono già pronti e quindi quando la giuria dirà ok, io posso partire nei finali di seguimento dei quali sono a confronto di migliori 4 tempi della prova che avevo prima, tra l'altro con 8 tempi sopra i 4 minuti, che sia una prova decisamente molto importante e molto buona, di grande qualità. Ecco, abbiamo lo start ufficiale. Dato posto pronti, dato tribune pronti, cronometristi pronti, quelli attenzione, attenta valida, Zanuta contro Essega, quarto contro terzo tempo di qualificazione. Vai Davi! 3,54, 243.
Jessica 353 269 e due atleti hanno fatto registrare in qualifica. Vai Davi! Allora, vediamo il primo vantaggio il numero di mostrare, quindi vantaggio destra, siamo sull'ordine del secondo, quindi comunque molto equilibrata la gara, ovviamente l'occhio grande sul confronto femmine, ma quello che è importante è il tempo che le ragazze vanno a registrare, il tempo che condizionerà la settimana finale, per cui chiaro che è importante arrivare davanti all'avversario, ma soprattutto è importante fare il miglior tempo, se possibile, migliorare il tempo di qualifica, che era già in questi casi molto molto buono. Siamo tempi per la registrare, ovviamente vediamo già pronti i due atleti che si sentiranno dalla parte. Allora, che fatto registrare la Pesca 353 717 e 358 442. In pista, Zanella lato opposto, Stella lato Rigune. Curioso veramente potrebbe essere praticamente lo stesso tempo della qualifica. Importante. Siamo con il primo e secondo tempo di qualifica. Ovviamente se verrà battuto il tempo di Messi, ovviamente ci sarà in questa batteria il signore della grande giornata. Questi sono i risultati. Allora vediamo le due atleti in pista. Lato opposto pronti, lato tribune pronti, pronti, pronti.
attenzione, partenza valida. Abbiamo da un lato Sorella Parafrega e dall'altra Sorella Filippo e dall'altra abbiamo Stella Davide della Camera. Le partite iniziali invito le ragazze come allieve a prepararsi per la terza prova dell'Omnium eliminazione. Donne allieve prepararsi, poi ci saranno tutte le finali e semifinali di velocità. Donne allieve coraggio, tra 3 minuti con voi. Vantaggio di Stella. Vantaggio sempre sul secondo. Ecco che si sta livellando la prova in questo momento. Siamo adesso leggerissimo vantaggio di Isabella, un 11° di vantaggio. Allora, sempre vantaggio che adesso si gira sul secondo, che è il numero 83 di Rosale Zanella Filippo, Società Ciclistica Fontana Ferra. Quando siamo molto vicini suono della campana. Sempre un secondo distacco fra i due atleti e quindi un vantaggio non rassicurante. Suona la campana con 3:22, 154 molto vicini ai tempi di Vessera. Allora, il risultato finale: Zanella 3:52 357, Stella 3:52 340, quindi per un centesimo vince Stella Davide. Per un centesimo certifica il campionato regionale. Incredibile veramente quanto
un centesimo sia in termini di distanza dalla ritornata, e complimenti veramente per questa prova che è esaltante, e pensate che era impattato di un secondo fino a praticamente quasi all'ultimo giro. Un centesimo di distanza di due atleti, veramente al terzo posto Jessica e Edoardo Zatta. Invito le allene a portarsi a pausa per la cardiazione. Allora, adesso facciamo l'eliminazione delle allene, poi ci sarà un piccolo break, giustamente per gli allene. Quindi organizzare le idee per le ultime prove. Sei l'eliminazione, ragazzi, il primo giro poco, si vede come funziona, e poi l'eliminazione, quindi 5 giri abbiamo risolto tutto. Ragazzi, le prove, interaggiate. Giro foto, un giro solo e poi comincia l'eliminazione. Preoccuparsi un po' esagerato, visto che siamo fuori 6, comunque le ragazze stanno facendo quanto devono. Dunque, che squadra a confronto distanziale di pochi chilometri, da San Vico e Montasorte, praticamente un fazzoletto, partenza valida, prossimo giro, prima eliminazione, verrà eliminata la piazza che transita con la ruota posteriore, dopo il problema. Quindi questo giro, prima eliminazione. Prima eliminazione, aspettiamo ovviamente che... ...34 scende di pista per passaggio sulla azzurra, 34 scende di pista. Ogni giro un'eliminazione, ragazze. Sì, le volte che domani mi fa portare. Trentatré scende di pista. ...85 scende di pista, 85 scende. Sono 3 le ragazze rimaste.
prossimo giro volata finale. 30 scendere in pista. Siamo nella volata finale e prima due partite si contenderanno la vittoria nella terza prova dell'Omium, guadagnando i punti che devono sommarsi alle altre presenti nelle altre due prove. Ecco la colletta della Svedese che stiamo decisamente calcolando e si aggiudica l'Omium, terza prova, un applauso per queste ragazze. Quindi, allora, come anticipato, ci saranno una decina di minuti, riprenderemo con le prove di velocità, vale a dire con la finale, prima prova di finale per le esordi di dopo. A poco. E faremo una comincia così.
Allievi, velocità, avete chi vince va in finale primo posto, chi perde dovrà finale terzo e quarto posto. Quindi Stella Turri pronti a entrare in pista subito dopo, a seguire di nuovo le ragazze sloventi per la seconda prova di finale. Non ci sarà il campionato, ci saranno due di Ossale, Caneva, io che pone 200 metri da fine. Allora, Curva si sta lavorando due atleti prima di lanciare lo sprint, prima di andare da Matteo De Monte. Già si sarà la monta. E c'è il paletto. Quindi sono caso si fa bisogno della bella. Allora, seconda prova anche per Stella Turri. Si preparino le donne esordienti, Muro Martin Pegolo Montagnier per la seconda prova di finale. Conduce il numero 55 Stella. Si è appena giudicato da pochi minuti il campionato regionale il seguimento individuale con un unico giro dove è riuscito ad entrare un secondo praticamente a Zanella. Non sembrava mai fatta per la bella di Fontana Fredda. Stella ci avesse voluto cammino per portare a Caneva questo titolo di inseguimento individuale. Un tempo molto interessante, di un centesimo inferiore a quello di Spagna. Allora, c'è il naso dall'altra parte, allora, per 15 secondi che si deve proseguire.
c'è la possibilità di farne ancora uno da 15 secondi. Tanto chiaro ovviamente la presenza del protagonista sempre di parte regionale, Stefano Visentini, consigliere regionale e qualcun altro. Campana. Vai! Muoviti! Vai Davide! Muoviti! Vai Davide! Vai! 55 2 qui c'è Stella, evidentemente perché Stella si porta direttamente alla finale, primo e secondo posto. Quindi ci sarà la fine della. Allora, torniamo con le ragazze, andiamo alle seconde prove finali. Siamo con Bruno Camilla di Marattini. Prima prova per Riccardo Martini, vediamo se Camilla riuscirà a ricordare in parità sfida per andare alla bella. Si preparano Pietro la montagniere. Io sono comunque Allora siamo con seconda prova finale, terzo controposto campionato regionale, Lustrano Isolini in Coppa. Prima prova si può giocare avanti, conduce Bardi, vediamo se ci sarà bisogno o meno della regla. Sta in curva per potersi lanciare. (87 75) Marattini si aggiudica il terzo posto, Bruno Camilla quarto posto. Un applauso a queste ragazze che adesso andiamo alla finale, quindi secondo posto con le sorgenti velocità del campionato regionale 2021 tra Pegolo Sant'Anno e Martina. Prima prova si è aggiudicata la Pegolo e anche qui vediamo se la Martina saprà ribaltare il primo risultato e portare la bella Chantal. Conduce un assessore del dorsale con della Martina. Dunque, allora, si preparino Ragionato De Monte per la bella, semifinale velocità lievi. Ragionato De Monte si prepara per la bella.
Conduce la campana. E la corda. Quando glielo dissi il sabato, anzi no, io lo saluto lunedì. Allora lasciamo così ancora con le ragazze che abbiamo lanciato subito 105 adesso salto quasi da breve. Non c'è bisogno di bella, vince la velocità dove sono e al secondo posto Montpellier, Martina, applauso a queste ragazze e ci troviamo con la bella abbiamo quella ieri, semifinale Tornato del Monte, bella per andare sorpreso. Vediamo che la fa compagnia a Stella per la finale del secondo posto e a Turri per la finale del secondo posto. Da lunedì inizieranno no, adesso lo metto fuori la lista. Sapete che mettiamo una buia, poi dobbiamo vedere se riesco su a troppo il traverso non pronti, buongiorno. Allora siamo con la bella semifinale. Piccolino, Piccolino, la buona autostrada. Sì, no, se vuoi vuole un autostrada. No, è servizio, non il pezzo del sopra. Sì. Allora, siamo al primo giro, ho ragionato di notte. Ci vediamo l'accesso alla finale, ovviamente chi vince andrà a finale del primo posto e il secondo finale del secondo posto. Io quando parlo la cosa mi metterò adesso dopo le cure di chi Facciamo Silvia! E vince Matteo Del Monte. riusciamo Corretto? Quindi se la giudica c'è ragionato che il Del Monte primo secondo posto sarà tra il numero 43 e il numero 55 e nel terzo posto sarà il numero 62 e il numero 2. Quindi visto che non ci sono belle, continuiamo con la velocità.
Andiamo con la velocità media. Allora, quindi allora, quindi accedono proprio finale, primo e secondo posto Stella Leonte, terzo e secondo posto Ulri. Faccio un atto. Allora, visto e considerato che i ragazzi non avevano le prove, erano in questo modo. Adesso prima prova di prima prova, terzo e quarto posto, quindi vedremo aggiornato i turni a seguire Stella Leonte. Poi facciamo la corsa tutti con le linee su 20 giri e poi facciamo la seconda prova di finale. Ok? Quindi dobbiamo correre praticamente una prova di formata. Quindi invitiamo aggiornato i turni per la prima prova di finale terzo e quarto posto, Stella Del Monte per la finale primo secondo posto, poi faremo la corsa a tutti, guarda prova oggi bisogna 20 giri, la seconda prova delle velocità in finale sarà in campo, salvo belle. Quindi dico subito Fernando Turri, Stella per la prima prova finale, quindi adesso anche le donne vanno per fare la quarta prova. Forza tutti, donne prepararsi. Così. Oppure siamo veramente siamo alla prima prova finale, quindi abbiamo terzo e quarto posto, aggiornato, Turri, si preparano Le Monte, Stella, e poi prima della seconda prova, il finale, facciamo la corsa a tutti donne. Donne prepararsi a lieve, corsa a tutti 20 giri. Quindi comincia il numero 2, Turri. Non è prepararsi per la corsa a tutti, poi ci sarà la seconda prova della velocità e se non saranno belle, l'ultima gara, quella dei camarieri.
Siamo dall'altro lato, tutti sempre turni, siamo al terzo posto finale. Allora, la Verata ha visto rappresentare sulla linea d'arrivo per primo stagionato davanti al numero 2 Turri. Per deviazione di linea di traiettoria dell'ultima del primo finale viene retrocesso il numero 62, per cui il giocatore del finale sarà primo numero Turri e il numero 2 Turri, secondo il numero 62 da Turri.
Siamo concentrati dall'altro lato del velodromo, quindi sembra che si stanno controllando. Allora, il circuito di arrivo. Questo giro, questa sera come c'è sempre lunga. Il prossimo lancio della volata. Cinque, 43 secondi per la prima prova. Allieve cavaliere in pista, corsa a punti, una prova dell'Omnium, 20 giri. Poi c'è la situazione della politica. Ragazzi, procurate 2 arachidi. Allora, senatore 5 e 6. 2 arachidi, Caso. Ogni 5 giri, 40, 5 per primo giro molto allora, dopo questa prova ci saranno le seconde prove di velocità, quindi le finali di velocità e la finale. Questa è l'ultima prova dell'Omnium Endurance donne allieve. Considerate che è anche una cadenese.
quindi siamo partecipissimi, quindi invece di andare a casa la giungla andiamo a casa no, fate che vado allora, eccomi qua. Ragazze, 25 giri partenza valida. quindi potete prendere no, deve essere guarda quelli appelli non c'è quello non lo so e tu dici là che sì, non si sono mai mossi prima c'erano solo le cucinare uova penso che sulla prima gara King eliminato il video check perché non so cosa hanno filmato immagini immobiliari no, ma ieri sera vai a fare cosa ecco ci sei Secondo giro. Siamo all'età delle ragazze l'unica prova i punti andranno delle sommarsi a quelli delle altre tre prove la possibilità dopo questa prova come abbiamo detto prima hanno seconde prove di velocità fino alla velocità lievi. Prossimo giro sopra la campana. Grazie campana, c'è un anticipo. La 29 di Orsà
finale. Amazone e rimontata. Protocollo 29 95 30 sono tutte quante appunti 5 punti al lavoro, 3 punti alla 95, un punto alla 30. Vediamo il 20 giugno di primo che stesse provinciale della federazione ciclistica italiana. Nel gruppo si riconosciamo la Boschi. Grazie, grazie. Giratori e 20 risultati. Le ragazze completano il loro quarto giro, la classifica provvisoria vede 88 di dorsale su 94 punti, la numero 29 con 88, la 85 con 78, al grado posto 72 punti, poi c'è la 30 di dorsale con 62 punti, infine veramente speriamo questa prova quale la classifica regionale. Allora, lanciamo la volata. Ho fatto 30, 29, 45, questi sono i 4 dorsali transitati per primi che si riaggiunge la volata hanno un po' di dorsale. Fanno una laura anche la numero 30, Laura Catina, alla numero 29, Antonia Caia, e alla numero 85, Gianni Duttire.
Hai fatto di cabeza? Di cabeza, allora, siamo sempre con la corsa pubblica che viene, guarda l'ultima prova dell'Omnium che San Girard è una presa regionale del 2021 e siamo a 8 giri al termine. 8 giri al termine, quindi tra 3 giri sarà la terza volata, punteggio 5 tempo e 1. E quindi noi saremo indicati la partita di San Guido Collegamento numero 88 che conduce veramente con 10 punti, ma sappiamo che comunque i puntaggi delle prime due prove non hanno ancora definito la classifica finale, quindi questa è la prova che San Girard per essere appena terminare questa prova, quindi invito i 4 organisti della velocità allievi a tenersi pronti perché sarà la volta della seconda prova di velocità e vedremo se il capo della seconda prova uscirà il campione regionale della velocità e se invece necessiteranno le belle. Poi ci sarà l'americana finale, quindi poi, come dire, concluderà questa prima prova di campionato regionale del 2021 che sono stati alla visione e il momento non sarà la seconda prova. Sono che sarà l'altro anno del campionato italiano di ciclismo giovanile tra i giovani in sostanza e quindi questo comune fila questo banco orientale del nostro regione a teatro di grandi prove di questi ragazzi che stanno proiettando verso il ciclismo importante. Ragazzi, campana, prossimo giro volata, campana. Lanciato lo sprint. Ottantotto 30 85 che fa il paio alla volata precedente, quindi praticamente le prime 4 della terza volata sono le prime 4 della seconda volata e quindi si rafforza la posizione della 88, quindi si porta a 15 punti in classifica e davanti al numero 30 con 7 punti, anzi 7 e poi sarà il numero 29, dovremmo avere comunque 7 punti e ne ha 4 allievi alla prova, seconda prova finale velocità, per cui ragionato il nome del Monte Stella per favore portarsi alla partenza perché tra poco sarà la seconda prova di velocità finale velocità allievi. Io non ci dovrei andare di quest'anno. Guarda l'ultima prova dell'Omnium Endurance Pregi ragazze, coraggio.
C'è appunto una pecca di valutazione, sfuggito onestamente, anzi non siamo riusciti a cogliere il dorsale di questa ragazza che si sta lavorando di andare a cogliere un pochino più piccolo, per 10 punti rispetto alla vittoria finale, si tratta di un 34 di dorsale. Allora ragazzi, il San avete video non vogliono sapere, e quindi sto cercando di reagire. 34 dorsale, spiegare bene che fa ragione, ma adesso è stata la reazione, vediamo se il vantaggio di una ventina di metri sarà sufficiente prima della volta finale. Campana, ultimo giro. C'è il riconoscimento. Lanciamo lo sprint. Questa è la volata finale. Allora, siamo alla seconda prova finali dello generale allievi. Allora siamo con Giornato Turri, prima prova dalla scuola di Turri, conduce il corso Giornato, ovviamente se vince la giornata sulla cappella, se vince Turri, ci sarà già la posizione del protagonista. Quindi si preparano di nuovo quella. Allora, concludere prima del video, giornata migliore. Stiamo per fare il primo giro. Sì, vorremmo fare subito, però dice visto il programma è stato anticipato alla finale di individuale, in caso di perdere non nessuno. Vediamo un minuto per questa, i turni, controllati in testa, solo nella campana.
Opposta a quella che finale, primo secondo posto e questa è la prima pausa di Stella. Vediamo se anche questo caso ci sarà una bella che ripeto, ogni caso dovremmo farlo subito, anzi avendo già la giornata del turni che devono prepararsi subito per la bella, perché il programma ormai è alla fine, è solo americano, quindi dobbiamo completare il giornato turni, dobbiamo prima fare subito la bella. Per decidere chi di loro stare sul terzo gradino del podio. Poi invece hanno già conquistato sia Stella sia Monte, però si giocano il campione regionale, Stella si è dedicato un'ora fa e si è individuale. Comunque, poi dovranno fare americano, per cui sono sotto pressione in questo momento. Quindi, seconda prova di finale, primo secondo posto, e poi la bella ha donato turni, e poi se serve anche la bella e comunque Stella e poi l'americana. Quindi allievi prepararsi perché tra poco c'è l'americana alla finale. L'americana recupera praticamente quella del master del 30 giugno che è stata annullata a causa del tempo e quindi si baserà su 50 giri di pista con 5 volate decisivi per il quintetto classico della corsa continua. Siamo al corso della seconda prova di finale. Allora, 55 per la presa e quindi anche la seconda prova Stella di Stella si laurea dopo l'inserimento individuale, campione regionale anche della velocità individuale. Un applauso a sorteggio, al prossimo tempo, via.
Quindi c'è questa bella terza protocollo, poi 10 minuti di pista libera perché questi ragazzi non possono salire per la ventana, per cui 10 minuti di pista libera dove questa città i ragazzi possono salire ovviamente e poi sarà la gara finale della corsa alla ventana. Conduce il Comuni. Campana, giro volata. Per farsi da primo, secondo i due turni, quindi al terzo posto si classifica Padonato del calendario, al quarto turno della Sessese, questa è la classifica finale del campionato regionale. Allevi, velocità. Bene, quindi concluso questa penultima gara, pista libera ragazzi per 10 minuti, potete salire e poi ci sarà l'ultima gara, l'americana
Allora, in attesa che si completino le operazioni di svolgimento, il 12 Andrea Cui Thomas, Siciliano Romano 3, Augusto Matteo Piccolo Lorenzo, Siciliano Romano 3, Luca Lorenzo di Francesco di Francesco, che esterno Daniela Vera di Francesco, che di Francesco.
A prescindere, a prescindere, ti dico che devi Eccolo. Allora, allora, allievi portarsi bene come viene la palestra,
19, 11, 20. In questo momento sempre la copia numero 9 al comando per l'ultima con una lunghezza solo che va dato sulla copia numero 11 e poi la copia numero 18 e a circa con sia la copia numero 17 sia la copia numero 19. Una domanda, una volata sola, molto più sono più bravo possono aggiudicarsi questa americana. Sempre sicuramente gruppo destra 8 Conte. Sei quindi al termine e chiudo la prima serata di questa campagna giovanile con 10 allievi maschi e femmine. Vedo di indovina tecnica alla fine. In questo momento suona la campana e sembra
9, 11, 18, 17. Quindi No, magari vieni. 17, quindi si aggiudica con motivo di ufficioso ovviamente con il beneficio poi della verifica con la giuria, con 22 punti la coppia numero 9 si aggiudica la gara davanti al numero 11 con 7 punti, al terzo posto la coppia numero 18 con 11 punti e al quarto posto dovrebbe trovarsi la coppia numero 17 con 7 punti e la 19 con 5 punti. Applauso a questi ragazzi. Chiude questa prima serata delle campionati regionali 2021 a questo punto giustamente non è altro che attendere le classifiche finali per la prestazione finale competizione delle relative maglie.